Voi sarete tanto più presenza di Cristo, quanto più saprete stringere a voi e sorreggere ogni fratello bisognoso con braccia misericordiose e compassionevoli, da laici impegnati nelle vicende del mondo e della storia, ricchi di una grande tradizione, formati e competenti in ciò che riguarda le vostre responsabilità, al tempo stesso umili e ferventi nella vita dello Spirito. Si è aperta, citando le parole di Papa Francesco, la breve cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Azione Cattolica della Diocesi di Vittorio Veneto, che trova ora spazio nei locali del Seminario Vescovile. A prendere parte all'incontro l'amministratore diocesano Monsignor Martino Zagonel, attorniato da tanti amici dell'Azione Cattolica. Presidente, oggi l'inaugurazione della nuova sede, un importante traguardo per la vostra associazione. Sì, sicuramente è un salto di qualità, è una storia che si riallaccia con la storica sede di via Jacopo Stella 8, ora in largo del Seminario 2, 129 anni di storia, il prossimo anno 130. È un reinizio, ecco, abbiamo fatto memoria prima di più aspetti legati alla nostra storia, il Beato Toniolo a cui è intitolata la Sala Riunioni, Gianni De Polo, presidente della GIAC, morto nella guerra di resistenza. Ecco, siamo qui contenti di esserci, ringraziando quanti ci hanno concesso questa nuova sede, in primis il Vescovo Corrado. Ecco, la vostra associazione sappiamo che durante l'anno è sempre molto attiva e con molto entusiasmo porta avanti il suo spirito. Adesso ci sarà anche Linfa Nuova grazie a questa nuova sede. Le strutture sono a servizio, naturalmente questa sarà la nuova casa dell'associazione, finora noi l'abbiamo sempre chiamato l'ufficio, ecco l'obiettivo è che intanto venga chiamata sede, perché sì c'è un ufficio, ci sono 2 sale riunioni, quindi perché 2 sale riunioni? Per far sì che possa essere vissuta nel maggior modo possibile. Naturalmente poi l'Infa Nuova sarà il lavoro che quotidianamente presidenti parrocchiali, responsabili di ogni settore, del movimento studenti, della CR, fanno quotidianamente nelle parrocchie. Questo è il nostro compito prioritario. E qual è l'augurio che appunto si sente di fare a tutti gli associati di Azione Cattolica della Diocesi di Vittorio Veneto? Ci pensavo oggi, direi che a tutta l'Azione Cattolica diocesana trovo il tempo per passare in questa nuova sede che è la casa di tutti gli associati, che è anche la casa per chi non è associato. L'Azione Cattolica ha sempre le porte aperte proprio per sua natura. Ecco, noi vogliamo dare questo messaggio di grande apertura, sapendo e tenendo presente quelli che sono le finalità fondamentali dell'associazione, ovvero sia l'educazione, soprattutto dei più giovani, però mantenendo una formazione continua e permanente per gli adulti, senza dimenticare i grandi aspetti sociali che fanno parte del patrimonio associativo. Toniolo appunto, come detto, ne è stato un campione, ma teniamo presente anche il grande magistero di Papa Francesco, di quanto ci ha insegnato, di quanto noi dobbiamo tenerlo in vita.